Ancora un'allerta meteo e ancora ansia tra i cittadini costretti a stare fuori casa per lavoro, perché se le scuole vengono chiuse con ordinanza sindacale non tutte le attività possono essere fermate. E come sempre l'unica cosa che resta da fare è pregare il cielo perché il maltempo eviti danni in una provincia, quella di Agrigento, già abbastanza provata. Per restare nel capoluogo diciamo che la nuova allerta meteo tiene col fiato sospeso gli abitanti dei quartieri, tra cui San Leone, dove si procede a rilento nel ripristinare situazioni passate. È il caso del Viale dei Giardini, del quale TVA Notizie si è occupato diverse volte. E visto che i tompini restano otturati e l'acqua piovana si riversa a fiumi sulle strade, portandosi dietro fango e detriti, sorge il dubbio che al Comune non esiste una rassegna stampa con un addetto che segnali agli uffici competenti le varie emergenze di cui si occupano tutti i giorni gli organi di informazione come il nostro. Dicevamo delle scuole chiuse, non solo ad Agrigento ma in diversi comuni della provincia come a Licata. Ebbene, riguardo la nuova allerta meteo, con le condizioni che abbiamo raccontato, si rafforza il discorso che l'importante è mettersi a posto con la coscienza.